Buongiorno amici, oggi per la rubrica Siciliano Doc parleremo di proverbi e modi di dire. Quanti ne abbiamo ascoltato dalla voce dei più anziani? Rappresentavano per la società di un tempo una vera e propria scuola domestica orale. Purtroppo oggi non è più così. Quanti proverbi e modi di dire hanno per esempio insegnato l'amore? Amori pintentu dura quanto lu vento. Cu piglia bidizzi, piglia corna. Cu vuoli bene, non senti fetudaglia. Fimmina che ridi, t'ha ditto sì. L'amore comincia cu lu canto e finisce cu lu chianto. Lu maritari è come l'umiluni, non si sapi soccu trovi. Proverbi, detti, modi di dire, strumenti in grado di esprimere bisogni, umori, desideri e rinunce della società civile. Quanti proverbi invece erano figli di una cultura ermetica e rassegnata, dove persino i matrimoni erano spesso dei veri e propri contratti tra famiglie. Piglia la munnizza del tuo vicino e mettitela d'ingia. Non andare altrove in cerca dell'anima gemella, ma cerca tra il vicinato. Meglio un marito porco che un arzo imperatore. Chi si accontenta gode. Poi giungiamo fino al proverbio più moderno, nato a Gela. Quando s'adduma la televisione, s'astutano gli stibbi. Quanta verità in poche parole. L'ormai inevitabile rapporto dell'uomo con i mass media a scapito della natura, trattata con indifferenza e che non si riesce più di contemplare. Ora, agnello e succo è finito l'uvattio. Se vi è piaciuto l'argomento lasciate un like oppure lasciate un proverbio come commento sotto questo video e ci vediamo alla prossima, ciao!